Sicilia promossa a zona gialla, in provincia reggono i posti di terapia intensiva, ma preoccupa la percentuale di positivi sul numero di tamponi. Cancelleri completa il ciclo di sopralluoghi nelle arterie dell'isola entro il 2021 via le ruspe dalla Palermo a Agrigento, piano della Regione sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. La Regione stanzia fondi per l'edilizia e il Ministero dell'Istruzione lancia la campagna social La scuola per me. Solo dopo il 5 dicembre si deciderà sulla ripresa dei campionati dilettantistici. Il Rally dei Templi rinviato al 2021. Bentrovati e benvenuti a questa edizione di TVA Notizie. In apertura la Sicilia che è promossa e diventa zona gialla, ristoranti aperti all'ora di pranzo e niente autocertificazione per gli spostamenti. Si può andare da un comune all'altro, ma resta attivo il coprifuoco alle 22. Il servizio. Da domenica la Sicilia diventa zona gialla, così ha stabilito il decreto del ministro Speranza, rivedendo in Italia il colore di molte altre regioni. Tutto questo tra i palazzi del potere nasconde comunque una profonda preoccupazione e paura. Abbandonare l'area arancione rischia di gettare in aria i risultati ottenuti con le restrizioni. Lo dicono gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico Regionale che il governatore Musumeci e Ruggero Razza ascolteranno nelle prossime ore prima di firmare un'altra ordinanza nella quale dovrà sciogliere il nodo se adeguarsi a tenere negozi chiusi la domenica oppure, come prevede il decreto Speranza, sulle zone gialle, allentare le misure di contenimento. E proprio questo è il nodo principale. Con la zona gialla già da domenica bar e ristoranti potranno aprire non solo per l'asporto dalle 5 del mattino fino alle 18, sarà possibile spostarsi da un comune all'altro e di uscire dalla regione. Non cambierà nulla per scuole, centri commerciali, sale bingo, museo e centri sportivi. La modifica del colore da arancione a giallo è stato suggerito sicuramente dal miglioramento degli indicatori e soprattutto dalla percentuale dei posti in terapia intensiva dei pazienti Covid. Questo è il dato che ha convinto gli esperti della cabina di regia del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità. La bassa soglia di rischio dei posti in ospedale è in Sicilia del 30-36% rispetto ad una media nazionale del 44% e del 50%. Musumeci, dopo aver espresso soddisfazione. Il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, traccia il quadro dei posti disponibili e occupati di terapia intensiva nei vari presidi della provincia, ma ad essere tenuta sotto osservazione è anche la curva dei decessi. Preoccupa invece la percentuale di positivi sul numero di tamponi fatti. Seguiamo. Più 164. Sono tanti i nuovi casi positivi riportati nel quotidiano bollettino dell'azienda sanitaria provinciale. Considerato il fatto che i tamponi effettuati sono 202, tradotto significa l'81%, un dato pauroso e inspiegabile. Nel report precedente il dato, già altissimo, era del 36%. Un'impennata di casi si è registrata a Campobello con 21 casi in più, Canicattì più 14, Favara più 12. 4 le vittime, sono di San Biagio Platani, Palma, Licata e Sciacca, 36 i guariti. Ma vorrei che assieme a me vi concentraste su alcune notizie importanti che vanno lette in mezzo a questi numeri. E io in particolare vi parlerò dei ricoveri in terapia intensiva e in medicina. Ricoveri Covid nei nostri ospedali che mi danno un senso della gravità dei contagi e quindi di quanto il contagio impatta sulla salute dei cittadini. A parte parleremo dei numeri del contagio che saranno numeri sempre più crescenti, ma che sono dovuti soprattutto al fatto che nella nostra ASP stanno aumentando il numero di tamponi e addirittura la nostra azienda sta programmando una serie di screening di massa nei vari distretti della nostra azienda sanitaria. Vi dirò a valle della nostra discussione
quelli che sono i paesi interessati questo sabato e domenica, dopodiché parleremo anche di qualche altra criticità che noi rileviamo oggi. E allora, quindi vi vorrei far concentrare su quelli che sono i ricoverati nei nostri ospedali, perché per me questa è la gravità del contagio. E vi dico subito che ad Agrigento in rianimazione su 14 posti letto Covid noi ne abbiamo occupati 5 e di questi 5 pazienti solo 2 sono intubati. Vi dico queste cose perché questo mi dà il senso della gravità del paziente che sta ricoverato lì e della disponibilità di posti che in questo momento sono 9 per i Covid. Mentre invece la rianimazione per gli altri pazienti che sta lavorando normalmente ha 8 posti letto e sta lavorando con questi 8 posti letto. Quindi facciamo passare sempre il messaggio che il nostro ospedale sta funzionando, chiaramente sotto sforzo, sotto stress, anche per i malati non Covid. Sciacca. Su 6 posti letto Covid a Sciacca ne abbiamo occupati 2. Di questi 2, entrambi però sono intubati e quindi mi fa capire dai dati che ho io che sono 2 pazienti per ora ad alta intensità di cura. Però abbiamo 4 posti letto per i Covid e anche a Sciacca l'ospedale sta lavorando con altri 8 posti letto per i non Covid. Messaggio che anche per i non Covid, per i malati normali, i nostri ospedali stanno lavorando. Quindi non volendovi dare i numeri che poi voi vedete dalle tabelle, quindi potete farvi una vostra idea, vi faccio un po' vedere come sto cercando di orientare un po' la mia sensazione, quindi il mio giudizio sulla curva dei contagi nella provincia di Agrigento. Io guardo una curva dei contagi che ovviamente, e sono i tamponi, è in crescendo, perché mi dice quante persone positive ci sono nella nostra provincia. Poi guardo anche il trend dei guariti. Anche questo è un bel trend esponenziale e sta crescendo, quindi mi dice pure che questi positivi gran parte per fortuna guariscono e non passano dagli ospedali, come avete visto da quello che vi ho detto dai numeri. Poi invece c'è una brutta curva che è la curva dei decessi, che continua a salire, anche questa in maniera esponenziale, però questa ricordiamoci che è tarata sui 14-20 giorni precedenti, per cui questa curva inizierà a flettere nel momento in cui noi abbiamo oltrepassato il plateau, il momento della massima diffusione del virus. E quindi dobbiamo aspettare almeno un'altra settimana per vedere questa curva che in questo momento sta crescendo ed è chiaramente la più drammatica. La curva che mi piace di più, ma non perché deve piacere più o meno, è il fatto delle ospedalizzazioni, che sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che quelli intensivi sta decrescendo, addirittura ha preso in alcune fasi la parte calante, sia per le intensive, avete visto che sono meno i numeri, sia per i ricoveri ordinari che vedrete che rispetto a settimana scorsa sono di meno. Ma il concetto fondamentale per evitare di illuderci con ottimismi fuori luogo è quello del numero totale di positivi. Voi vedete un grafico in cui vedete una montagna di positivi e sono quelli che vengono testati con i tamponi e che quindi rappresentano la cosa a cui stare più attenti perché ci fa rendere conto che la malattia nella provincia di Agrigento c'è ed è in mezzo a noi. E il coronavirus stravolge l'economia anche in vista delle festività natalizie, le attese dei commercianti. La speranza era quella dell'arrivo delle festività natalizie per permettere di dare un poco di ossigeno alle attività commerciali in ginocchio da mesi e che speravano in un dicembre all'insegna di un lieve aumento dei consumi, dopo l'emergenza economica che sembra senza fine. I commercianti si sono attenuti a tutti i protocolli richiesti, hanno infatti rispettato le norme per contrastare il Covid, adeguando i loro punti vendita alle prescrizioni richieste dalle autorità sanitarie. Mentre il governo immagina come saranno le prossime feste degli italiani in tempo di pandemia per evitare una terza ondata a gennaio, con le nostre telecamere abbiamo visitato alcune attività commerciali per chiedere loro come si preparano a festeggiare questo Natale. Sicuramente dire un Natale difficile sarebbe appunto una cosa abbastanza semplice, quindi mi sbilancio nel dire che mi aspetto un Natale più vero, più intimo. Soprattutto per questa situazione che stiamo vivendo, forse quest'anno riusciremo a capire realmente il valore di questa festività, dello stare insieme
già dare un valore in più appunto a questo stare insieme che ci è stato privato già nei mesi scorsi. Purtroppo con questo Covid siamo stati penalizzati tutti i commercianti sia di Santo Stefano che comunque di tutto il mondo. Speriamo in una ripresa migliore. Contiamo insomma di riprenderci presto. Stiamo cercando di non fare niente di diverso, anzi dare sempre di più, sperando che si possa lavorare. In ottemperanza alle stringenti normative legate all'emergenza sanitaria, le restrizioni non hanno fermato la voglia di immergersi nell'atmosfera natalizia. Saranno giorni decisivi in attesa del nuovo DPCM che ci dirà come lo potremo passare tra divieti e aperture con giudizio. Buona scommessa, noi anche quest'anno abbiamo provato a riproporre i nostri prodotti appunto da vendere per queste festività, stiamo scommettendo nella speranza che comunque non passi la voglia di questa festa, quindi anzi ci sia questa gioia del restare insieme e quindi di provare a festeggiare quest'anno con più gioia degli anni scorsi, anzi. Le aspettative per me purtroppo non sono delle migliori, speriamo insomma che ci possa aiutare anche lo Stato in questo. Spero che nella gente ci sia la voglia di uscire, di fare regali, di spendere, di fare girare un po' l'economia che purtroppo per ora un po' manca e di viversi comunque la festa del Natale, sempre nel rispetto delle regole. Autocontrollo e buonsenso basteranno, i tamponi rapidi funzionano e saranno sicuramente chiamati sempre più in causa, anche e soprattutto per questioni come feste e cenoni. E così le mascherine obbligatorie. Come si vede si galleggia tra speranza e paura, decisivi comunque i prossimi giorni. Merry Christmas to you. Il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento guarda al post-Covid-19. Tante le iniziative in cantiere, il dirigente Roberto Cerratta le ha illustrate in questa intervista al direttore Arturo Cantella. Seguiamo. Nonostante il Parco della Valle sia chiuso per via delle disposizioni Covid-19 fino al prossimo 3 dicembre, i vertici direttivi pensano già al post-pandemia, complice anche la decisione di oggi del governo nazionale di dichiarare la Sicilia zona gialla. Tante le iniziative in calendario previste per i siti gestiti dall'ente parco, tra i tanti la decisione di finanziare con 300.000 euro delle proprie risorse in attesa anche del bando internazionale per il restauro. Tra quanto prima non dovremmo vedere le orribili impalcature che imprigionano il Tempio greco, in attesa di ritrovare il giusto lustro che merita anche l'intero quartiere dell'antica Eraclea. Si stanno provvedendo a migliorare anche i servizi di accoglienza, i bagni, la biglietteria adeguata, i desk di accesso, una caffetteria con area di ristoro, ma le novità sono tante e interessano anche gli altri 40 siti che l'ente parco gestisce. Noi stiamo lavorando a tutta una serie di progetti che avevamo messo in cantiere, che alcuni dei quali sono molto importanti. Cito per primo la musealizzazione del Tempio di Zeus, abbiamo già appaltato i lavori e consegnato parzialmente. Lo stesso cantiere di importanza abbiamo nell'area del santuario rupestre che rimonteremo dopo il montaggio che avevamo fatto negli anni scorsi, e una serie di progetti che riguardano anche il territorio, Eracleamino, Alicata, Sambuca di Sicilia, la Villa Romana a Punta Grande, sono cantieri che stanno vedendo la luce e che a poco porteremo alla conoscenza sullo stato dei lavori per essere poi pronti in una ripartenza che mi auguro ci sarà al più presto, alla prossima primavera, e ad avere un'offerta completa per quanto riguarda il patrimonio culturale. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di oggi. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, in tutta la regione, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, venti da forti a burrasca, nonché mareggiate.
Dal ponte sullo Stretto di Messina all'aeroporto hub del Mediterraneo sono alcuni dei punti programmatici che il governo della Regione Sicilia, su proposta dell'assessore all'economia Gaetano Armao, intende sottoporre al Presidente del Consiglio Conte in vista dell'utilizzo delle risorse legate al Recovery Fund per la nostra regione. C'è il servizio, seguiamo. I fondi del Recovery Fund salveranno l'Italia e sono tutti convinti che arriveranno anche in Sicilia, che pensa già in grande come disegnare il futuro e dare una nuova ed innovativa visione di sviluppo dell'isola. Su input di Gaetano Armao, dinamico assessore all'economia e vicepresidente della regione, il suo dipartimento all'economia ha preparato il documento di 23 pagine che grazie ai fondi europei attiverà investimenti per 28 miliardi, il 60% dei quali provenienti dalla voce infrastrutture. Tra i 13 punti individuati spunta nuovamente il faraonico ponte sullo Stretto di Messina e l'aeroporto hub del Mediterraneo, un ulteriore scalo aeroportuale fra i territori di Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo. Andiamo con ordine. Prevista nell'idea di progetto l'ipotesi di una funivia fra l'Alcantara e l'Etna in provincia di Messina. Tra i 13 punti viene indicata la parte su ferrovie e porti, realizzare lo scalo navale di Marsala e creare un hub marittimo velocizzando la ferrovia Palermo-Messina-Catania per arrivare alla pedemontana di un collegamento tra Palermo-Catania e la Palermo-Trapani, decongestionando la circonvallazione. Mentre su alcune province tipo Agrigento risulta poco o nulla, tutto è concentrato sui territori di Palermo, Catania e Messina che fanno in questo caso la parte del leone. Spunta anche nell'elenco visionario un centro di produzione cinematografica a Termini Imerese, un centro fieristico a Fiumefreddo, un centro internazionale di studi avanzati su salute e ambiente a Palermo, per finire un centro di tecnologia astrofisica spaziale del Sud. La palla si sposterà a Roma perché spetta al governo centrale esprimere l'ultima parola e trasmettere successivamente l'intera documentazione all'Europa. Continueremo a seguire la notizia. E sempre in tema di opere pubbliche, la Regione sta per affidare la progettazione esecutiva dell'intervento di stabilità sul viadotto Cansalamone a Sciacca, con l'ipotesi di una riapertura temporanea prima dell'inizio delle opere. Lo rende noto il sindaco Francesca Valenti, che in una nota ha ricordato i vari passaggi dalla chiusura dell'importante infrastruttura stradale quasi 7 anni addietro, quando con ordinanza sindacale è stato istituito il divieto di transito pedonale e veicolare. Abbiamo appreso, prosegue il sindaco di Sciacca, che finalmente la Regione sta procedendo all'affidamento all'ingegnere Pio D'Arrigo dell'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento di stabilità del viadotto Cansalamone, già oggetto di un finanziamento per l'importo di 2.930.000 euro. Entro la fine del 2021 via le ruspe dalla Palermo Agrigento. Ad affermarlo il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri, a margine di una settimana di sopralluoghi nelle principali arterie dell'isola per verificare personalmente l'andamento dei lavori e in alcuni casi riconsegnare ai territori alcuni tratti di strada. Arturo Cantella. Si conclude sulla strada statale 121 il giro per i cantieri siciliani del vice ministro delle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri. Una settimana di sopralluoghi nelle principali arterie dell'isola per verificare personalmente l'andamento dei lavori, in alcuni casi riconsegnare ai territori alcuni tratti di strada. Il vice ministro, ricordiamo che pochi giorni fa è stato ad Agrigento all'apertura della Galleria Spinasanta, chiusa da diversi mesi, poi un incontro presso la prefettura di Agrigento nel pomeriggio con i sindaci di oltre 40 comunità, i vertici dell'ANAS per un annuncio storico, quello dell'inizio della fase di progettazione della strada a 4 corsie Castelvetrano-Gela, previsti già 15 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture per il primo studio di fattibilità progettuale, una prima fase insomma che dà il via a un progetto più ambizioso che sarà poi presentato successivamente tra i prossimi mesi di gennaio e febbraio. All'incontro in prefettura anche i rappresentanti del cartello sociale, Don Mario Sorce, che ricordiamo lo scorso gennaio con un'imponente manifestazione popolare dalla Rotonda dei Templi al distributore, ha dato l'input per lo sblocco di numerose arterie stradali che vedevano appunto il blocco della viabilità nella nostra provincia. Oggi le prime risposte arrivano anche per le arterie siciliane. Siamo sulla Palermo Agrigento, abbiamo finalmente completato dei lavori, stamattina apriamo
3 chilometri di nuova strada, accorciamo sensibilmente 2 attività di semaforo molto importanti e quindi rinormalizziamo, portiamo di nuovo un po' di modernità, un po' di normalità, come piace definirla a me. E questa qui è insomma una decisione molto importante, perché finalmente riusciamo, dopo mesi di duro lavoro, a raccogliere i frutti. Io vi ricordo sempre la stessa cosa: noi andremo ad aprire questa carreggiata totalmente e restituendola direttamente di nuovo ai cittadini siciliani e a tutte le persone del luogo entro dicembre del 2021. È un impegno che ho preso, un impegno che non voglio dimenticare, ed è per questo che sto lavorando giornalmente, che sto lavorando insieme con ANAS, col controllore generale, con le aziende che ci lavorano tutti i giorni, veramente in maniera molto importante. Avete visto che più di una volta sono venuto qui in cantiere. Stamattina alcuni giornalisti mi chiedevano, dice, quante volte sarà venuto? 3 volte ufficialmente, ma io sono venuto più di 10 volte ormai. Perché? Perché purtroppo dobbiamo riuscire ad essere concreti, purtroppo dobbiamo dimostrare alla gente che le cose davvero possono cambiare e che finalmente anche qui al sud, anche qui in Sicilia, si possono fare le cose importanti, si possono fare le cose per bene, si possono fare le cose velocemente. Questo è un cantiere che dura da 10 anni. Veniamo in punta di piedi ad aprire questi tratti, chiedendo scusa al territorio per quello che i governi passati non hanno fatto, ma prendendoci la bella responsabilità di poter dire c'eravamo noi quando li abbiamo aperti, perché è anche questo che in qualche modo deve essere riconosciuto da quello che serve, diciamo, per fare una buona politica, per fare una politica sul territorio, per fare una politica poi del fare, perché i fatti poi raccontano quello che stiamo facendo. Questa è la concretezza, questo è un fatto, lo dovete raccontare perché questo è un fatto. Guardate le auto che passano, queste sono le prime automobili che stanno passando ed è una cosa molto importante. Adesso abbiamo portato finalmente ad avere delle lavorazioni quotidiane e continue che ci permettono ogni settimana di raccontare dei passi avanti. Via di fuga del centro storico di Agrigento e di via Maddalusa a San Leone al centro di una riunione operativa convocata dal sindaco Franco Miccichè alla presenza dei rappresentanti del Genio Civile, Protezione Civile, Libero Consorzio fra i Comuni di Agrigento, Soprintendenza e Forestale. In discussione il progetto esistente di via di fuga del centro storico, che è stato realizzato in via preliminare e prevede un tracciato che parte da piazza Don Minzoni, scende dalla discesa Seminario fino a via Orti, zona Santa Croce e la parte finale di via Garibaldi. Più problematica la via di fuga di San Leone, che prevede l'accesso dal ponte di Maddalusa seguendo un tracciato parzialmente esistente e che si va ad innestare sulla SS 115 nei pressi di Villa Forgia. Il Comune di Agrigento pensa di realizzare anche questo progetto preliminare e sottoporlo al vaglio della Prefettura, della Presidenza della Regione e alla Direzione Generale della Protezione Civile regionale. Per entrambe le vie di fuga si pensa infatti di farle rientrare in un'ordinanza di protezione civile che accorci i tempi e le fasi per la loro realizzazione. Lo scorso 25 novembre a Canicattì la Polizia di Stato contestava ad un 50enne canicattinese un illecito amministrativo. L'uomo nei mesi scorsi era stato notato dagli agenti del commissariato indossare l'abito talare, consistente in una camicia di colore azzurro ed il collarino bianco. Sul suo profilo Facebook inoltre erano state rilevate inequivocabili fotografie che lo ritraevano in abito religioso, nonostante fosse stato rimosso dalla Chiesa Cattolica con decreto di dimissione dallo stato clericale e con la relativa dispensa degli obblighi sacerdotali, compreso il sacro celibato che ha vigore al momento stesso della decisione del Sommo Pontefice. Gli uomini del commissariato, accertato l'illecito, hanno sanzionato l'uomo per usurpazione di titoli e di onori, reato depenalizzato e punito con una sanzione amministrativa. È stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo a carico di Vincenzo Virga, il boss di Trapani, ritenuto il mandante dell'omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ucciso 32 anni fa, nel 1988. È stato respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione pronunciata in appello a favore del presunto killer Vito Mazzara. C'è il servizio.
È stato confermato l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga e l'assoluzione per Vito Mazzara, e questa la decisione dei giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione sul processo per l'omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato i ricorsi presentati dalla difesa di Virga, nonché dalla Procura Generale di Palermo contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del febbraio del 2018. In primo grado Virga e Mazzara furono condannati entrambi. In appello Mazzara, accusato di essere il killer, era stato invece assolto. Ci riteniamo soddisfatti perché è stata confermata la sentenza di ergastolo per Virga, ma non possiamo certo essere contenti che non è stato accolto il ricorso per Vito Mazzara. Così all'ADN Cronos il magistrato Nico Gozzo, che aveva rappresentato l'accusa nel processo d'appello, ma la cosa importante, aggiunge, è che l'associazione mafiosa è stata riconosciuta responsabile dell'omicidio tramite Vincenzo Virga. Sui 32 anni di tempo trascorsi per avere una sentenza definitiva, Gozzo dice, è un omicidio estremamente complesso e soprattutto in cui hanno agito una serie di interessi ulteriori che sono stati riconosciuti dalla sentenza di primo grado e che non sono stati negati dalla sentenza di secondo grado, e ribadisce che il magistrato ha grande rispetto per la decisione della Cassazione. È importante che sia stato confermato il contesto mafioso dell'omicidio, ma è un peccato che resti un vuoto sugli esecutori materiali del delitto, afferma ancora l'avvocato Fausto Maria Amato, legale di Elisabetta Rovere e Maddalena Rostagno, compagna e figlia di Mauro. Provo molta amarezza per questa sentenza di assoluzione per Vito Mazzara, ma anche perché abbiamo dovuto aspettare 32 anni dall'omicidio di mio fratello. Sono davvero amareggiata. Così all'ADN Cronos Carla Rostagno, sorella di Mauro. Per Carla, difesa dall'avvocato Fabio Lanfranca, si è perso del tempo prezioso, e il tempo che si perde è sempre a vantaggio degli assassini, per cui sono spariti dei reperti, sono state cancellate delle intercettazioni telefoniche, ci sono stati moltissimi depistaggi e una mancanza di attenzione che potevano servire. Adesso, con le analisi, la sorella si dice anche convinta che dietro l'omicidio di Mauro Rostagno non ci fosse solo la mafia. È stato pesantissimo, spiega, prima avere dovuto aspettare 20 anni per il primo processo, e ringrazia il giudice Pellino, presidente della Corte d'Assise di Trapani, perché in primo grado aveva fatto un lavoro molto scrupoloso, aveva svolto un lavoro magnifico, dice. Poi a Palermo purtroppo è andata diversamente. Si emoziona quando parla del fratello. Per me Mauro, dice all'ADN Cronos, era una persona illuminata, riusciva a vedere al di là delle cose. Se oggi fosse vivo continuerebbe le sue battaglie. Sono molto orgogliosa di aver avuto un fratello come lui. Provo amarezza, sì, per questa sentenza della Cassazione, perché per l'omicidio di mio padre c'è un mandante ma non c'è un esecutore materiale, non c'è il nome del killer che ha sparato. Non solo, per anni e anni ci sono stati depistaggi. Ricordo che nel processo di primo grado sono venute fuori cose davvero imbarazzanti di cui non ero mai venuta a conoscenza. Maddalena Rostagno ha atteso per anni questo momento, la parola fine sul processo per l'omicidio del padre, ma Maddalena ricorda il forte legame tra Mauro Rostagno e la città di Trapani. Ci teneva molto a quella città, ammette, un uomo che è scappato dalla sua città ed è andato all'università dove ha studiato sociologia, tutto in virtù della libertà dell'individuo. Poi è arrivato in Sicilia dove si è scontrato con un muro di omertà. Stiamo parlando, ammette, dell'88, quando Trapani, e lo conosciamo tutti, quel periodo, era percepita solo in un certo modo. Hanno forzato una finestra e si sono introdotti nell'abitazione di Pianogatta, frazione di Agrigento, e hanno rovistato fra armadi e cassetti praticamente in ogni stanza. Nuovo furto con scasso in città. Ad agire i soliti topi d'appartamento che hanno approfittato della momentanea assenza durante il pomeriggio di giovedì dei padroni di casa, quando la coppia di agrigentini cinquantenni ha fatto ritorno nella loro residenza. Hanno trovato l'amara sorpresa. Subito è stato chiamato alla polizia di Stato e a Pianogatta si è precipitata la prima
pattuglia della sezione volanti disponibile. Ha realizzato, secondo l'accusa, un allaccio abusivo alla condotta idrica di un'abitazione occupata illegalmente. Un tunisino settantenne è stato arrestato per furto d'acqua dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle. L'uomo, in attesa di udienza di convalida, è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma. I carabinieri della cittadina marinara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno effettuato il controllo nella vecchia abitazione del centro storico assieme ai tecnici di Girgenti Acque. Chiaro per i tecnici, appunto, e per i carabinieri l'allaccio abusivo alla condotta idrica, ma i militari dell'Arma hanno accertato anche che il tunisino in quella casa risiedeva illegalmente, l'aveva infatti occupata abusivamente. Scattato l'arresto, è stato portato, trattandosi di persona senza fissa dimora, nelle camere di sicurezza della caserma. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Prende il via oggi la campagna social del Ministero dell'Istruzione La scuola per me. Il dicastero affidato a Lucia Azzolina intende in questo modo rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuna e ciascuno, e raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini in un racconto collettivo dedicato alla più importante istituzione del Paese. Al via la campagna social La scuola per me, molti ne parlano, tanti ne sottolineano il valore, per tutti deve essere una priorità. Per questo il Ministero dell'Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuno e ciascuno di noi con la campagna social La scuola per me, che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini, insomma un racconto collettivo dedicato alla più importante istituzione del Paese, che è appunto la scuola. A raccontarlo sono Elena, Anna, Benedetta, Marco, Alex, Asia, Enrico, Natalie, Beatrice, Rachele e Giorgia, studentesse, studenti, docenti, genitori che hanno collaborato alla realizzazione del video di lancio della campagna del Ministero. Hashtag la scuola per me. La scuola per me è crescita. La scuola per me è un piccolo mondo che ogni giorno ci pone davanti delle nuove esperienze, delle difficoltà, ci fa fare nuovi incontri che ci aiutano a capire chi siamo. La scuola per me è ordine e caos, il luogo dove si cresce, perché dove c'è movimento c'è vita e nella scuola le vite prendono forma. La scuola per me è un luogo sicuro dove posso mostrare le mie debolezze senza timore. La scuola per me è la possibilità di apprendimento educativo e culturale. La scuola per me è il posto in cui ho trovato me stesso. La scuola per me è la mia seconda casa, è dove posso fare nuove esperienze, è dove posso accrescere la mia cultura. La scuola è per noi il sorriso di Rachele. La scuola per me è la libertà di crescere insieme, di scoprire il mondo. Lasciateci viaggiare. Sono stati stanziati 63 milioni di euro destinati alla riqualificazione dell'edilizia scolastica siciliana. La Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di alcune somme residue. I dettagli nel servizio. Dall'insediamento del governo Musumeci ad oggi noi abbiamo finanziato interventi sul territorio regionale per circa 300 milioni. Devo dire che tutto questo è stato accompagnato nel frattempo da un'azione importante e propedeutica di valutazione della sicurezza strutturale e sismica degli edifici. Ad oggi siamo ad oltre 3/4 di plessi scolastici in Sicilia già verificati recentemente. Abbiamo liberato altri 63 milioni di euro. Finanziamenti, se ne parla tanto, però in alcuni casi si vedono scuole che comunque ancora deficitarie. Quale tassello manca? L'edilizia scolastica è un asset dei lavori pubblici che oggettivamente nel tempo non è stato mai particolarmente curato. È altrettanto vero che esistono anche dei nodi scorsoi che rallentano le procedure di affidamento dei lavori, perché come voi sapete le ex province in particolare, ma anche i comuni, anche molti comuni, hanno una
debolezza della consistenza degli uffici tecnici e quindi hanno difficoltà a raggiungere la fase di progettazione esecutiva e di affidamento dei lavori. È il motivo per il quale nella prossima legge finanziaria io proporrò la istituzione di un fondo di rotazione che favorisca la anticipata progettazione esecutiva da parte dei comuni e delle ex province e possa anche prevedere l'affidamento all'esterno di queste fasi di progettazione. Si parla di sicurezza, ma ci sono casi di edifici che sono in affitto e quindi è come quando uno sta per essere sfrattato da un momento all'altro. Questa è la sensazione che noi sentiamo nei territori. Le scelte relative ricadono nella responsabilità normativa degli enti locali, laddove i comuni o le ex province propongano la realizzazione o la riqualificazione di edifici di proprietà o nella disponibilità diretta e gratuita, propongano la sostituzione di locazioni con questi immobili, è chiaro che questo conferisce alla proposta un punteggio aggiuntivo che diventa premiale. Aggiungo alle dotazioni finanziarie il fatto che a seguito di un accordo Stato-Regione del 2018, già l'anno scorso abbiamo provveduto a distribuire alle ex province per attività di edilizia scolastica in autonomia 540 milioni, di cui il 50% è destinata a interventi sulle scuole superiori da parte delle province e il 50% per interventi da parte delle stesse province sulla viabilità provinciale, quindi sulle strade provinciali. L'ASP di Palermo dovrà assumere un assistente sociale di Agrigento. La vicenda trae origine da una procedura concorsuale indetta dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo nel 2016 e finalizzata all'assunzione di 5 collaboratori amministrativi nel profilo di assistente sociale. Al concorso prendeva parte una candidata 48enne di Agrigento che con il punteggio riportato rientrava tra i soggetti vincitori. Tuttavia l'ASP di Palermo stabiliva di escludere la dottoressa per mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla selezione, legati ad una comunicazione ricevuta dal Centro per l'Impiego di Agrigento in cui si asseriva che alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso la dottoressa non fosse più titolata ad essere iscritta nell'elenco speciale di cui alla legge 68 del 99. La candidata, ritenuta l'erroneità di quanto affermato dal CPI di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, richiedeva accertamenti in merito alla propria posizione, ad esito dei quali il CPI rettificava quanto in precedenza comunicato all'ASP di Palermo. Sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia, la candidata al concorso formulava così apposito reclamo all'ASP di Palermo, la quale, condividendo le argomentazioni degli avvocati, rettificava la graduatoria concorsuale inserendovi la dottoressa agrigentina al secondo posto e nominandola per l'effetto vincitrice della procedura selettiva. Poca chiarezza sul tragico affondamento del peschereccio Nuova Iside avvenuto nel maggio scorso. Il perito della procura suggerisce il recupero della nave in cui sono morte 3 persone. C'è il servizio. Sembrava che con l'incidente probatorio ce l'avremmo fatta ad appurare le cause, invece cos'è successo? Un atto dell'attività investigativa posta in essere dalla Procura di Palermo che ha nominato il consulente il dottor Barbagelata di Genova non ha potuto fornire quegli elementi necessari a verificare se nelle sovrapitturazioni effettuate sulla petroliera Vulcanello prima del sequestro e dopo il tragico affondamento della Nuova Iside ci fossero delle tracce compatibili. La difficoltà da parte del perito, come più volte ribadito anche in sede di esame, di poter effettuare una comparazione certa con i campioni in suo possesso, tant'è che lo stesso ha evidenziato la necessità
di procedere a un recupero anche parziale di qualche campione della nuova ISIDE, che è una delle attività investigative poste in essere dal pubblico ministero, ma l'attività investigativa, ricordiamolo bene, si svolge a 360 gradi, acquisito altri dati, altri elementi di fondamentale importanza, come quelli relativi al cosiddetto VDR, la scatola nera della Vulcanello, che ha fornito degli elementi che possono essere considerati di fondamentale importanza. La prossima settimana io, unitamente agli altri legali del collegio delle persone offese, avremo un incontro con il pubblico ministero con richieste che noi formuleremo. Speriamo naturalmente che la Procura di Palermo possa disporre il recupero quantomeno parziale della nuova ISIDE e soprattutto delle indagini volte ad effettuare delle riprese anche nel lato dritta della nuova ISIDE, perché ricordiamo, la Numana ha effettuato delle riprese solo esclusivamente nel lato a sinistra, mentre tutti i dati sembrano convergere in maniera univoca e determinata che la collisione la nuova ISIDE l'abbia avuta nel lato a dritta, quindi quello di cui ancora mancano le immagini. Anche a San Leone, frazione balneare di Agrigento, arrivano le luci del Natale della Speranza. Ieri sera, alla presenza del sindaco Franco Micichè e della sua giunta, è stato illuminato al centro di Piazza Giglia un grande albero di Natale alto quasi 10 metri, realizzato grazie all'iniziativa di 3 privati. Il sindaco Micichè ha voluto ringraziare, insieme ai suoi assessori, chi ha realizzato personalmente l'albero di Natale, mettendoci non solo la sua professionalità e il suo tempo libero, ma anche tanto amore, ribadendo il concetto che tutti dobbiamo e possiamo concorrere a dare decoro alla città. Poi si è rivolto agli abitanti degli altri quartieri, rassicurandoli che quest'anno ognuno avrà un albero di Natale pieno di luci per illuminare tutte le piazze e per portare anche a loro un messaggio di allegria e di speranza. E siamo allo sport calcio, occorrerà attendere il 5 dicembre, data fino alla quale la federazione ha disposto la chiusura dei comitati, per sapere se il comitato regionale Sicilia deciderà sulla ripresa dei campionati dilettantistici. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Con la Sicilia zona gialla qualcosa a livello calcistico verrà quasi certamente rivista. Attualmente, con le ultime disposizioni federali, era stata predisposta la chiusura degli uffici del Comitato regionale Sicilia, compresi quelli provinciali e distrettuali, sino a tutto il prossimo 5 dicembre del 2020. Solo dopo questa data il Comitato regionale prenderà delle decisioni sulla ripartenza dei vari campionati dilettantistici. Tante le ipotesi, nulla al momento di concreto. Ma cosa potrebbe succedere? Da più parti si richiede quanto è attualmente in atto in Serie D, cioè utilizzando gli stessi protocolli sanitari. In poche parole, attuare il controllo settimanale dei calciatori e qualora ci fosse un positivo, isolarlo e continuare a giocare. Ma ci sono altre idee proposte dalla stessa società e riguardante un aiuto economico da parte della Lega per coprire le stesse spese sanitarie al fine di garantire settimanalmente tali controlli. Ma quando potranno riprendere i vari campionati di eccellenza a scendere? Dicembre è dietro l'angolo ed è ancora prematuro fare delle ipotesi. Certamente, salvo decisione dell'ultima ora, si potrebbe riprendere il prossimo anno con allenamenti e preparazione atletica. Poi, sperando in un andamento meno cruento del Covid, si potrebbe dare il via ai vari campionati dalla fine di gennaio ai primi di febbraio. Intanto la FIGC, con una nota ufficiale, fa sapere che sono cambiate le date della sessione invernale del calciomercato per le società dilettantistiche. I club di Serie D ed eccellenza potranno tesserare nuovi calciatori a partire dal 1 dicembre sino alle ore 19 di venerdì 26 febbraio. Discorso diverso per i calciatori svincolati non professionisti, che potranno invece essere tesserati fino a mercoledì 31 marzo. E proprio sul blocco delle attività sportive per l'emergenza pandemica anche ad Agrigento, Tonino Butera ha intervistato il presidente della sezione arbitri di Agrigento, Gero Drago. Seguiamo.
Siamo col presidente della sezione arbitri di Agrigento, Gero Drago. Presidente, un momento brutto questo di coronavirus, come lo state vivendo con i ragazzi, con gli arbitri, quello che state facendo? Sì, è un momento purtroppo drammatico per tutto il mondo, per tutti gli strati della società. Anche lo sport purtroppo sta vivendo uno dei momenti più brutti sicuramente del dopoguerra ad oggi. È un momento in cui ci sta perdendo lo sport in senso stretto, ma sta perdendo la socializzazione, sta perdendo la cultura. Noi come arbitri, in quanto sempre a servizio dello sport, in particolare del calcio, ci stiamo impegnando in tutti i modi per cercare di non perdere quello che è il nostro allenamento, è atletico e tecnico, ma nello stesso tempo obiettivo della nostra sezione, ma dico dell'AIA in generale, è anche e soprattutto quello di non perdere i collegamenti tra noi associati, perché ricordiamoci che la sezione per noi arbitri è come una seconda famiglia, quindi oltre che pensare al calcio, all'arbitraggio, è un modo per stare tutti insieme. Ecco, questo stare insieme ci sta mancando tantissimo, però stiamo cercando di compensare questa mancanza di presenza, cercando di attivare tutti quegli strumenti online, naturalmente, per cercare di continuare a fare formazione, ma soprattutto fare socializzazione. Già l'anno scorso mi pare si sia fatto un corso per arbitri online. Sì, l'anno scorso abbiamo portato avanti l'esperimento del corso online, che è stato un grandissimo successo, ci ha permesso di inserire 25 nuovi arbitri e quest'anno lo stiamo ripetendo. In questo momento si sta svolgendo un corso online per ben 30 ci auguriamo, nuovi associati provenienti da tutta la provincia di Agrigento. Ecco, questo diciamo che è uno dei pochissimi risvolti positivi di questo momento, perché grazie alla multimedialità siamo riusciti ad agganciare aspiranti arbitri anche in zone della provincia, del nostro territorio, fino a qualche anno fa impensabili, perché gli associati erano costretti a venire in sezione per fare il corso. Presidente, a breve ci saranno nuove elezioni per il nuovo futuro presidente della sezione AIA di Agrigento. Lei sarà uno dei candidati, ritengo. Sì, io sono stato riconfermato dal gruppo dirigente di questa sezione, del mio consiglio direttivo, come candidato espressione naturalmente di questo gruppo. Abbiamo cercato in questi 4 anni di fare della sezione appunto un luogo sano, abbiamo cercato di mettere in condizioni i nostri giovani associati soprattutto di appunto venirsi a confrontare in una famiglia. Ecco, di questo siamo orgogliosissimi. Contemporaneamente abbiamo fatto molta tecnica, abbiamo formato arbitri, ci onoriamo di avere arbitri in tutte le categorie nazionali e associati in tutte le categorie nazionali. Proprio domenica Rosario Perrone, il mio vicepresidente, il nostro vicepresidente, ha fatto una gara in Serie A visionando un arbitro in Sampdoria a Bologna. Abbiamo tantissimi altri associati che ci onorano e continuano a onorarci a portare avanti la nostra sezione in diversi campi d'Italia, in diverse categorie. Ecco, noi vogliamo continuare ancora nei prossimi 4 anni, se saremo naturalmente riconfermati dai nostri associati, a percorrere i 2 binari, quelli dell'associazionismo, dell'etica, dell'educazione, della cultura, a quello tecnico e del calcio. Però io dico sempre che il più grande risultato che può ottenere un'associazione è quello che fondamentalmente è particolarmente di formare uomini per la società del futuro. Ecco, di questo noi andiamo orgogliosi, perché vediamo crescere tanti ragazzini, diventare maturi uomini del futuro. E intanto, sempre in tema di sport, il Rally dei Templi, inizialmente in programma per sabato 12 dicembre, è stato rinviato al 2021. Lo ha deciso la Prefettura di Agrigento in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, negando il nulla osta allo svolgimento della gara, anche in considerazione dei rischi che una manifestazione di così ampio richiamo potesse generare nel territorio. Apprendiamo con enorme dispiacere la decisione del prefetto, ha commentato a caldo l'avvocato Salvatore Bellanca, presidente dell'Automobile Club Agrigento, ma ovviamente ne comprendiamo le motivazioni. La tutela della salute della popolazione ed il rispetto delle norme di prevenzione definite nei recenti DPCM sono e devono essere per tutti una priorità. Auspico in ogni caso, conclude Bellanca, di poter recuperare la manifestazione nei primi mesi del 2021. Bene, con questa notizia termina il nostro TG. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti un buon fine settimana.